Ben ritrovati cari telespettatori, ben ritrovati anche i nostri ospiti, ve li presento subito, ve li ripresento perché li conoscete bene. Ben arrivata Ivana Fogo e Gino Ferraresso, entrambi del Dipartimento Sociosanitario dell'Ospicigl del Veneto. Buongiorno. E allora, quando abbiamo ospiti il Dipartimento Sociosanitario, sappiamo che parliamo di temi che riguardano molto da vicino tutti quanti voi. Più chi meno siete tutti coinvolti, ovvio che ci sono persone che hanno problemi di maggior dipendenza dalla situazione sanitaria perché sono pluripatologici ed è un dato ufficiale a livello nazionale, ma parliamo in modo particolare dei medici di medicina generale. Torniamo su questo tema. Lo facciamo anche perché sono usciti praticamente oggi, anzi sono usciti recentissimo, oggi vengono stati in qualche modo ufficializzati, ma anche nei prossimi giorni i dati dell'IRES Veneto sulla situazione della medicina generale. E allora vorrei un po' inquadrarla per capire, al di là dei dati, dei numeri che sono molto importanti, cosa ne emerge. Prego. Vuole incominciare lei, dopo entriamo nello specifico anche con Ivana. Allora, per spiegare meglio anche a chi ci segue, se vediamo la prima slide che abbiamo preparato e viene proiettata, partiamo da questi numeri fondamentalmente. E questi numeri è importante dire su cosa, da dove si parte, e cioè per esaminare qual è il bisogno poi di qualsiasi tipo di bisogni è fondamentale conoscere che calcolo si fa. Quindi c'è un calcolo a livello nazionale che dice semplicemente che c'è bisogno di un medico di medicina generale ogni 1200 assistiti. Questo è il calcolo che viene preso a riferimento in tutta Italia. In base a questo calcolo noi recentemente è stato fatto un bando per coprire i posti di medico di medicina generale ed è venuto fuori che una cosa che già sapevamo ma che si aggrava ancor più nel tempo, che è questa, che noi fondamentalmente rispetto alla necessità che dovrebbe essere di 2072 medici in medicina generale per raggiungere quello standard di un medico ogni 1200 assistiti, noi abbiamo questa realtà nel Veneto, cioè sono stati coperti solo 129 posti sui 2072 messi a bando, di cui 1943 invece non è stato coperto questo numero. Ecco, cosa vuol dire 1940, che poi andando nello spaccato dei vari territori, cioè se guardiamo l'URSS 5 Polesana sono scoperti 119 posti rimasti, quindi vuol dire non si rispetta quello standard di 1 a 1200 nel territorio polesano, mancano 119 in base a questo standard medici in medicina generale. Solo nell'URSS Polesana, per esempio, che in totale invece mancano 1943. Con situazioni più gravi, per esempio nell'URSS 6 Ugania 357 e l'URSS 9 Scaligera 339, giusto? Chiaro, che sono le USL poi che sono anche la Trevigiana, non volevo grandi, invece nella Polesana il problema è che è un territorio complicato dove i medici di medicina generale stentano ad andarci e quindi soffrono anche di una situazione, come dire, territoriale. Sì, vedo anche la Trevigiana che non mi era, del 363 della Trevigiana che non è messa, che tutto sommato sono territori, insomma, tra virgolette, appetibili. Sì. Il vero problema, ma lo vediamo dopo, è scavare sulle ragioni per cui mancano. Esatto, perché se giustamente lei dice sì, ci può stare Dolomiti o Polesana, perché magari sono territori, immagino Dolomiti, uno deve essere un po' del territorio, conoscere, andarci a vivere non è così immediato, però il problema invece quando parliamo della zona della Marca Trevigiana o dell'URSS 6 o zona di Verona è un po' diverso. Se andiamo poi alla seconda slide, che allora capiamo un po' meglio sempre i numeri, prima di affrontare le criticità, i motivi. Allora, qua abbiamo detto
un medico ogni 1200 assistiti. In realtà quei 1200 è un punto di riferimento, chiamiamolo così, ottimale. In realtà il numero medio massimo che si dovrebbe avere per ogni medico è 1500. Quindi tra i 1200 e i 1500 possiamo, come dire, avere i medici in un territorio. Il problema è che addirittura negli ultimi anni mediamente abbiamo numeri che superano addirittura un medico ogni 1500 assistiti. E una di queste regioni è proprio il Veneto. Noi stiamo parlando di media, per cui vuol dire che c'è qualcuno che ha 1800 assistiti, qualcuno che potrebbe averne 1200, ma mettendo insieme tutti i medici, questi sono i dati del 2024, se mettiamo insieme tutti i medici e tutti i pazienti, viene fuori che il Veneto viene superato un attimo dalla Lombardia e dal Trentino. In realtà anche per quanto riguarda il Veneto noi superiamo la media massima. Non si deve superare, poi c'è un limite che è quello dei 1800 assistiti ogni medico. Però dobbiamo sempre pensare che al di là dei numeri, chiaro che un conto è un medico ogni 1200 e quindi la qualità dell'assistenza è importante, no? Un altro conto è avere un medico ogni 1800 assistiti, vuol dire che il medico non riesce. Ma poi secondo me dipende molto anche dal tipo di assistiti, certo. Perché se sono assistiti nell'età giovanile, insomma in linea di massima, certo. Dai. Quando uno passa dal pediatra al medico per un bel po' di anni, grazie a Dio, dovrebbe andarci pochino. Il problema è quando sono assistiti anziani, esatto. È quello il problema, persone che hanno pluripatologie. Purtroppo è che la media di età si innalza sempre di più e un po' in tutto il territorio, poi alla fine, perché poi la situazione è un po' questa. Alla fine entriamo abbiamo dato i numeri, quindi abbiamo una situazione complicata, difficile da affrontare, anche perché ultimamente non è che questa professione del medico sia una professione attrattiva. Vengono per diventare medico in medicina generale, c'è bisogno di un percorso. E vengono fatti dei bandi annuali per questi medici. Ultimamente il numero di posti messi a bando non ci sono abbastanza candidati. Un po' come quello che succede per i posti di rianimatore o anestesista. Cioè non è appetibile come professione. Non è appetibile come professione. Un po' come visto anche infermieri, quando parlavamo tempo addietro, no, della stessa questione. Se noi andiamo all'ultima slide, che magari adesso passiamo quindi al tema vero di oggi, no? Quindi abbiamo queste difficoltà, come pensiamo di risolverle, ma bisogna anche, al di là di fare delle proposte, anche capire i temi, i problemi che abbiamo rispetto a questa figura dei medici in medicina in generale. E qua gli argomenti sono diversi: accesso alla professione, borse di studio, burocrazia massimale, valorizzazione della figura del medico di base, nuova organizzazione, risorse maggiori e via dicendo. Adesso tentiamo, io e Ivana, di affrontarle una per una in maniera molto sintetica, perché i tempi non sono ma dai, adesso ce ne abbiamo ancora abbiamo un po' di tempo. Tentiamo di affrontarli in maniera sintetica, ognuna per conto suo, per vedere qual è il problema e come si potrebbe risolvere questo problema. Passo la parola a Ivana. Infatti allora andiamo innanzitutto a vedere, intanto un piccolo nodo.
non ci sono, tanto non ci sono, quindi i giovani fanno Sì. altre scelte. Io guardavo un po' la retribuzione media annua di un medico, non è poi così bassa, dai, in fin di conti, cioè non stiamo parlando di medici ospedalieri. sì. Ecco, quindi è già quello, il tempo di lavoro, non è che il medico di notte corre continuamente come era una volta il famoso medico di famiglia che Sì, c'è Sì, la è un lavoro, è un lavoro non è un lavoro così angosciante, però non piace, non è di appeal. Sì, noi ci siamo, perché vanno affrontati, noi guardiamo i dati, vanno interpretati, ma poi bisogna entrare nel merito e cercare di capire qual è la cosa sta criticità che c'è succedendo, dietro. Ora, io non voglio andare indietro di tanti anni, però facciamo un passaggino su quello che è successo, no? Negli ultimi anni, facciamo 8-9 anni fa, quindi un periodo lunghissimo. Perché è vero, come diceva Gino, sottolineiamola questa cosa, che questa professione fino a circa 10 anni fa era anche una professione attrattiva. Ora, abbiamo detto il percorso per diventare medico di medicina generale qual è? Non è come lo specializzando, come gli altri specialisti, che è un percorso universitario, 4 anni e più. Qui è un'alta formazione regionale, la regione mette a bando ogni anno un certo numero di borse di studio, ha sempre messo a bando, e erano 3 anni di formazione. Anche qua c'è qualche criticità, perché invece probabilmente i giovani medici preferirebbero che la formazione fosse uguale, che fosse un percorso universitario, ma qui si entra in un percorso più complesso che deve essere lo Stato che interviene, no? Ecco. No, qui la questione è che la Regione, lo diciamo di corsa, la Regione Veneto, secondo noi, ha fatto una programmazione non proprio così puntuale, una stima non proprio così puntuale, perché se andiamo a vedere le borse di studio messe a bando, cioè messe ogni anno, dall'anno 2014 al 2017 mettevano 50 borse di studio all'anno, no? Per formarsi, ma le richieste erano molto più elevate. Quindi 10 anni fa avevamo giovani laureati che chiedevano di fare questo percorso e venivano esclusi, e non è che 10 anni fa non si fosse visto che c'era il problema del pensionamento dei medici di base, probabilmente si è pensato che non fosse così immediato, ecco. Quindi qui attenzione, stiamo parlando di prima del Covid, perché il Covid avrebbe dovuto, ha insegnato qualcosa. Quindi dicevo, 50 borse di studio secondo noi assolutamente insufficienti. Però questo ha scoraggiato, dice lei, giustamente. Insomma, si doveva cominciare a prevedere che era meglio formarne di più, anche perché 50 borse. Dice, per cui vuol dire che ogni medico segue più di 1200 pazienti, se è così ditemi come posso fare in buona... Sì, è vero, qui l'abbiamo appena detto, i dati dicono questo, che qui in Veneto tutti i medici di base, in media, dopo seguono minimo 1500 utenti, tranne forse la Pedemontana, che comunque sono 1470, insomma non è... No, ma la cosa tremenda è che critica è che tutti ne seguono più di 1500, ma abbiamo 3 ULSS che superano addirittura i 1600. Abbiamo a Treviso, a Rovigo e anche un ULSS del Veneto orientale. Cioè i nostri medici di base, in base a quello che ci dicono i nostri dati, lavorano, e tanto anche. Poi ci sono stati dei periodi, sono nate le zone carenti, vi ricordate, insomma, medici che sono andati in pensione e che non venivano sostituiti perché non erano pronti, non ce n'erano. La Regione ha fatto anche degli interventi, ha aperto agli medici che stavano facendo le borse con un numero di pazienti bassi,
500, ma è gente che sta studiando, non puoi... Ancora. Ora va detto che la Regione è intervenuta anche e soprattutto quando poi è arrivato il Covid, si è visto quanto importante era, e dal 2018 in poi hanno cominciato ad aumentare i numeri delle borse messe a disposizione, anche perché i fondi non erano tutti della Regione, anche il PNRR e anche lo Stato ha messo risorse economiche, per cui i numeri sono aumentati, ma abbiamo cominciato, se volete li diciamo, ma insomma abbiamo cominciato a vedere che dal 2019 in particolare si cominciava a mettere più borse di studio, ma i giovani medici hanno cominciato a partecipare sempre meno, cioè non coprivano tutti i posti messi. In particolare dal 2021 in poi questa situazione, ed ecco la ragione per cui ci troviamo con un numero di medici inferiore a quelli che sono quelli che dovrebbero esserci, tenendo conto del massimale. Come diceva Gino, 1200 assistiti sarebbe l'ottimale, arriviamo a 1500, per carità, insomma comincia a essere un certo numero, ma soprattutto se guardiamo i dati vedremo che nei prossimi anni faticheremo ad avere il personale che sostituisce quello che va in pensione. È una cosa importante. Ecco. Fermiamoci qua, pubblicità qualche secondo, poi torniamo insieme. Allora, stiamo parlando sempre di medici di medicina generale, come mai non è attrattivo svolgere questa professione, di conseguenza ce ne sono sempre meno. Un messaggio: no Elena, nei 1200 assistiti sarà sicuramente già prevista la quota per fascia di età, per cui anche i giovani che fortunatamente hanno meno bisogno. Questo non siamo sicuri che sia così, perché per esempio nelle regioni dove, nei territori, nelle province, nelle nostre zone nel Veneto dove abbiamo un invecchiamento maggiore, e parliamo per esempio dell'area montana oppure del Polesine, lì hai una percentuale di anziani così elevata, il rapporto tra giovani e anziani è così a sfavore, diciamo, dei giovani, per cui non è così calibrato, non è detto che sia così calibrato. Però 1200 assistiti vuol dire tutte le persone di quel territorio della nostra regione che hanno sopra i 14 anni. Dai 14 anni. Sì, perché prima sei pediatrico, infatti. No, ma io dico, ipotizziamo, se un USL, faccio l'esempio, l'USL Scaligera è fatta tutta di giovani, tu hai 1200, blandi, perché quando ci andranno poco. Se invece ti trovi, faccio l'esempio, ma se 1200, cioè perché l'USL comprende 1200, cioè la competenza è 1200, e quell'USL lì ne ha tutti anziani, tutti novantenni, ottantenni, settantenni, è l'indice di invecchiamento di un territorio. Più hai un indice noi elevato, abbiamo un indice elevato in generale. E gli indici di invecchiamento li abbiamo di più, ripeto, nelle zone montane e nel Polesine. Ok? E quindi insomma non è vero che è calibrato, poi è vero, se ho più giovani è chiaro che ho meno intensità, ma comunque secondo noi, e non solo secondo noi, tra le ragioni per cui questa professione, noi ce lo poniamo questo problema, perché guardate che la porta alla salute è il nostro medico di base di medicina generale, no, certo gli ospedali, l'abbiamo detto tante volte, il primo approccio che il cittadino trova è il medico di base, quindi è fondamentale avere queste figure. Noi pensiamo che sia così poco, che il Covid ha sicuramente segnato un po', bisogna approfondire le cause, no? Poi c'è tanta burocrazia che devono espletare. C'è tanta burocrazia, cioè, quindi un tipo di lavoro che è diventato tutto... C'è un bisogno assistenziale sempre più elevato rispetto, anche per fortuna diciamo, no? Cioè c'è più assistenza rispetto a una volta, ma un bisogno assistenziale più elevato. La complessità assistenziale, perché è vero che viviamo più a lungo, ma è vero che abbiamo tante malattie, no una sola, ne abbiamo tante, le cronicità, tante malattie insieme, le malattie dementigene che impegnano le famiglie, ma anche i medici. E poi la maggior burocratizzazione delle pratiche, loro si trovano a fare anche una parte di attività amministrativa.
e anche hanno probabilmente che personale hanno. Ma questa è una parte sulla quale bisogna aggredirla. Sì. Per esempio, se uno si prende una segretaria, visto lo stipendio, può pagarla? Certamente, sta tutto. I medici attuali, quelli che sono i convenzionati attuali, poi faremo un passaggio anche su che cosa sta cambiando, ma questo è tutto dentro a carico del medico, certo, che ha il suo. Poi teniamo conto che abbiamo tante realtà, no? I medici possono essere insieme, possono avere delle aggregazioni, ma non sono uguali per tutti. Ci sono ancora i medici che lavorano da soli e quindi tutta quella parte lì è tutta a carico del medico. Ora, è corretto questa cosa in un mondo come il nostro? No, va bene, il medico deve fare l'attività clinica. Certo, però la proposta che era stata fatta, adesso appunto vediamo le potenzialità, di assumere i medici di medicina generale che non avevano accolto, per semplificare al massimo, no, se non sbaglio, perché c'era questa cosa qui, se uno invece vuole continuare per guadagnare giustamente di più, diciamo che adesso non so, avevo visto su internet, stiamo sugli 80-100 mila euro all'anno. Sì, è una buona. Esatto, dentro ci sta magari una segretaria di 2-3 ore al giorno. Che sì, certamente. Certamente, penso che uno è libero professionista e come tutti i liberi professionisti certo. si gestisce pro e contro, diciamo, perché insomma poi l'ambulatorio non è che sono 9 ore, 10 ore di ambulatorio aperto, perché abbiamo degli orari molto stretti. Sì, anche lì ci sono, ma bisognerebbe mettere ordine, ci si arriverà, adesso vediamo, ma mettere ordine in tutta questa situazione, no? Intanto. Certo, assolutamente, perché sennò si va verso il delirio. L'altra cosa che dicevamo anche noi prima un attimo è che c'è una differenziazione fra gli specializzandi, no? Quelli che studiano, certo, che fanno le specialità, no? E gli studenti che stanno facendo, chi vuol fare l'anestesista, il dentista. Perché lo specializzando prende un tot al mese e l'altro invece. Lo specializzando prende intorno alle 1.700 euro al mese lorde, sempre lordo, sì, mentre il medico che sta facendo questo percorso ne arriva a 1.000. C'è anche. Quindi nel periodo di preparazione insomma, c'è un gap. Di fatto non guadagnano davvero molto poco, no? Ecco. E questo non va bene, quindi qua per esempio, mentre nel modificare il percorso formativo di questi medici deve intervenire lo Stato, non c'è niente da fare, ci vuole una normativa, devono intervenire. Ma una misura un pochino più attuale, più vicina, potrebbe essere già messa in piedi dalla Regione, che potrebbe per esempio intervenire con delle proprie risorse a equilibrare questi stipendi. Diciamo. Non è una roba fuori dal mondo e molte regioni, alcune regioni l'hanno già fatto, esempio ultimo la Regione Sardegna, no? Che è intervenuta mettendo delle risorse proprie per equilibrare gli stipendi di questi medici che comunque stanno tutti facendo un periodo di formazione, certo, importante e interessante. Siccome mancano 4 minuti, volevo passare anche la parola per le potenzialità. Scusate, ma un medico di base con 1.500 pazienti porta a casa circa 100.000 euro più le visite private, minimo altri 100.000, ditemi se è poco. Allora, non è poco. Anzi, non è poco, e chi ha messo questo messaggio sa che ci sono medici che oltre a fare il medico di base poi fa anche il libero professionista, certo, perché ha una specializzazione. Quindi bisogna intervenire poi anche nel regolamentare, ma vediamo come riuscire. Velocissimo. Allora, ci sono delle novità importanti. È stato sottoscritto nel 2024 un nuovo accordo con i medici di medicina generale che prevede che il medico di medicina generale sia dal 1 gennaio 2025 abbia un ruolo unico, deve fare 38 ore, non le deve fare solamente nel proprio ambulatorio, le deve fare anche nelle case di comunità. Nelle case di comunità che stanno per nascere insieme devono lavorare in gruppo, cosa che nel passato la FIMG, il Sindacato dei Medici di Medicina Generale, ha osteggiato sempre, no?
lavorando insieme, lavorando con altre figure professionali, non solo infermieri ma anche gli specialisti, la diagnostica e via dicendo, per dare un servizio nel territorio. Ora io finisco, ci sarebbero tante cose, per risolvere questo problema, come in tanti altri problemi, occorrono, la Corte dei Conti recentemente, l'altro giorno, ha pubblicato le osservazioni per quanto riguarda l'anno 2024 e ha messo in luce due questioni: l'evasione fiscale, guarda caso, e il secondo tema sono le liste d'attesa. Guardate che le liste d'attesa sono un problema che hanno una fonte che parte dai medici di medicina generale, nel senso che se io non trovo una figura nel territorio che si chiama medico di medicina generale che mi dà una risposta al mio problema, cosa faccio? Vado al pronto soccorso. In caso di pronto soccorso addirittura mi tocca pagare il ticket perché magari sono un codice bianco, 40-50% degli accessi in pronto soccorso sono codici bianchi e non abbiamo risolto il problema. Bisogna stimolare le persone a fare il percorso formativo di medici di medicina generale, fare lavorare i medici di medicina generale insieme, in gruppo, mantenere i punti di riferimento nel territorio, gli ambulatori e lavorare nelle case di comunità che devono essere aperte 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un medico, almeno un medico, che dà una risposta al cittadino. Perché allora anche nelle cose meno gravi non si afferisce all'ospedale, eccetera. Il problema però delle liste d'attesa riguarda le diagnostiche e le specialistiche, e quello è un altro problema che ovviamente io immagino un medico di medicina generale, lo specialista attenzione, non fa. però sollevo un problema che viene fuori in vespaio. Guardate che però c'è un problema di prescrizioni, perché ormai tutti quanti si curano attraverso internet. Non va bene, nel senso che molte delle prescrizioni, anche qua c'è un calcolo fatto, circa il 40% delle prescrizioni in termini di visite mediche e diagnostica non servono. Quindi c'è Però lì l'appropriatezza dipende dal medico di medicina che lo fa, non da internet, perché non è che se io vado dal mio medico e dico ma internet dice che dovrei fare questo e il medico reputa di non farlo, non me lo fa. Diciamo che molte volte purtroppo succede che uno va dal medico, dice ma mi sento male, avrei bisogno di questo e il medico prescrive. Vabbè, ma allora lì diventa un altro problema. Prima di chiudere, che dobbiamo chiudere, volevo leggere l'ultimo messaggio che non sono riuscita a leggere, se magari della regia ce lo rimettono in onda. Bravi per queste trasmissioni sensate e informative, spero che la gente capisca che anche in Veneto ci sono deficienze e non è tutto oro quel che luccica. Grazie, scrive un telespettatore. Noi ringraziamo, io vi ringrazio di questo quadro generale, quindi per farvi capire che lo SPCGL comunque si sta occupando di questa questione, sollecitato non solo dagli iscritti ma proprio perché la vive con particolare intensità, proprio perché in modo particolare sono coinvolte le fasce più fragili che sono anche quelle più anziane della popolazione, per cui si cercate in qualche modo di sollecitare dove è possibile, di stimolare dove sul territorio, con la regione o a livello nazionale, con lo SPI nazionale, per risolvere queste criticità e questi problemi. Detto questo io vi ringrazio di essere venuti qui con noi e a voi telespettatori buon proseguimento. Grazie.